felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù con te. Il lavoro prima di tutto, poi ci sono altre cose. Questa è la prima caratteristica di noi veneti, di noi veneziani in provincia di Venezia, di noi del Veneto orientale. Altro che come venivamo descritti negli anni 60, le cameriere nei film, no? Che venivano descritte, le parti delle cameriere parlavano sempre in Veneto, qualche mula triestina ma sempre in Veneto. I camerieri i lavori più umili facevano i veneti. Guardate quanti passi sono stati fatti in avanti. Ci siamo scrollati di dosso questa nomea. Siamo stati modello e continuiamo ad essere modello per il mondo del nostro sistema produttivo, del nord-est, il mitico nord-est. Ma il mitico nord-est siete voi. Il mitico nord-est è il vostro lavoro, la vostra voglia di lavorare che ci ha portato ai livelli in cui siamo arrivati. E noi vogliamo recuperare quei livelli. Noi vogliamo far sì che le nostre imprese, che i nostri operatori, che i nostri commercianti, artigiani, agricoltori, piccole e medie imprese, grandi industriali, operai, contadini, chi più ne ha più ne metta, abbiano la fiducia in un futuro migliore. Riusciamo a fare tutto questo insieme? Sì, c'è la possibilità di farlo insieme, perché il Veneto è questa terra, ha queste meravigliose persone. Poi la Regione e le istituzioni hanno un po' accompagnato questo tentativo di uscita dalla crisi. Il nostro piano casa, quello che molti comuni hanno adottato sulle linee nostre, alcuni in positivo, altri con restrizioni. In 2 mesi di applicazione del piano casa ci sono sorte 600, in sola provincia di Venezia, 680 nuove gru, 680 nuovi cantieri. Questa è una spinta. Dall'altra parte abbiamo un piano di investimenti che non ha pari nel resto d'Italia e nel resto delle regioni dell'Europa. Un piano di investimenti sulle infrastrutture per circa 11 miliardi di euro. 11, non 1. Se il passante è già finito, più tutto il resto di cui voi sapete, dall'829 della 28, quella Sacile-Conegliano, alla Pedemontana, alla terza corsia, alla quinta corsia sull'autostrada Padova-Brescia, alla Nomea commerciale, alla Nogara Mare e tantissime altre. 11 miliardi che porteranno lavoro, che porteranno ricchezza alle nostre terre e alle nostre famiglie, e non c'è regione in Italia che possa dire questo. Andate in giro a vedere anche la grande Lombardia. Pensate, nel 2001 era appena eletto il governo Berlusconi, siamo andati con il presidente Galan e Formigoni, con il suo assessore da Berlusconi e da Lunardi, e noi eravamo in corsa, ci siamo confrontati sulle opere che ogni regione aveva necessità di far partire come essenziali. Ebbene, noi abbiamo detto il passante di Mestre è la cosa più importante di cui necessita il Veneto. Formigoni con il suo assessore ha detto per noi è la Pedemontana lombarda. Bene, abbiamo fregato i lombardi e Formigoni per 6 anni a 0. Perché? Siamo partiti insieme nel 2001. Noi il passante l'abbiamo finito l'anno scorso. Se voi ricordate, un mese fa sono stati inaugurati i cantieri della Pedemontana lombarda. Li abbiamo fregati circa 6 anni. E credo che questo sia dovuto a una sola cosa, alla voglia di fare, alla voglia di lavorare, alla voglia di dare ai nostri concittadini la risoluzione, risolvere i loro problemi. Perché il primo comandamento della politica, quella vera, quella che noi tutti, a cui noi tutti ci siamo uniformati e che è nel nostro DNA, è quella di risolvere i problemi della nostra gente. E in questi anni ci siamo riusciti e vogliamo continuare a farlo nei prossimi anni. Nei prossimi 5 anni noi continueremo con questa azione. Non abbiamo lasciato indietro certo le persone più bisognose. Il nostro sistema di welfare è il migliore in Italia, meglio ancora di quello dell'Emilia Romagna.
perché la nostra concezione è che andare tutti avanti, tutti insieme, e quelli che rimangono indietro prenderli per mano e accompagnarli avanti con noi, perché nessuno, questo ci ha insegnato nostro Signore, nessuno deve rimanere indietro, perché tutti hanno la dignità di stare in questa società. E allora oggi, che siamo alla vigilia delle prossime elezioni amministrative, prossime elezioni regionali, purtroppo con il cambio del Presidente, ma noi saremo leali con il Presidente Zaia. Noi che abbiamo questo nel cuore abbiamo anche, come dire, un po' di paure, sì, un po' di paure politiche, perché vediamo troppa arroganza in giro, vediamo troppa arroganza. Vediamo momenti in cui, quando uno sale al potere, batte il pugno sul tavolo e dice: qua comando io. No, signori, no, è il popolo che comanda. Il popolo si esprime attraverso le maggioranze e non c'è nessun partito all'interno della coalizione che sicuramente vincerà queste elezioni che possa dire: qui comando io. Ci sono problemi, ci sono preoccupazioni, perché noi abbiamo una visione aperta del mondo, aperta della nostra economia, aperta della nostra società. Più che privilegiare il singolo campanile, privilegiamo l'interesse più generale della nostra collettività. Cosa significa questo? Ve lo dico in soldoni. Se noi avessimo difeso l'interesse spicciolo del campanile, oggi noi non saremmo qui a celebrare il fatto che il passante aperto è stato costruito. Perché? Perché c'erano 17 comuni interessati al tracciato, all'opera. Ebbene, quei 17 comuni tutti hanno detto di no. Perché? Perché privilegiano il campanile, perché hanno detto: sì, è bello, interessante, ma farlo nel campanile di quello vicino. E così non si sarebbe mai fatto niente. Noi abbiamo preferito la visione generale, l'utilità generale delle cose rispetto al singolo campanile, degli interessi del singolo campanile. Questo è il nostro concetto. Ecco perché il passante è stato fatto, ecco perché tutte le altre opere vengono fatte, perché privilegiamo un bene collettivo, un interesse più generale rispetto al singolo interesse del campanile. E questo ci hanno insegnato anche la nostra economia, i nostri imprenditori. Se si fossero chiusi all'interno del nostro mercato, oggi saremmo qui a piangere lacrime amare. Sono andati a conquistare i mercati dell'est, i mercati del nord, dappertutto. Perché? Perché c'è la voglia di fare, c'è la voglia di combattere, c'è la voglia di andare a conquistare nuovi mondi.